praticamente diciamo che ti pagano per guardare le partite di calcio e reclutare talenti. Ciao e ben trovati a una nuova puntata di U-Talk. L'ospite di oggi è Samuele Mura, agente sportivo e imprenditore di Jerzu, che però vive a Londra. Ciao Samuele. Ciao e grazie dell'ospitalità. Ma allora, sono un ragazzo di 34 anni che è nato in Inghilterra, poi quando avevo 5 anni mi sono spostato in Sardegna e sono cresciuto quindi in Sardegna, sono cresciuto a Jerzu. E poi nel 2014 sono riemigrato, sono ripartito per Londra. Praticamente diciamo che ti pagano per guardare le partite di calcio e reclutare talenti, diciamo. Spiegaci un po' come funziona. Sì, è un po' più complesso di così, però diciamo che per semplificarla va bene dire così. Lavoriamo poi con club di Premier League, di Serie A, di Serie B, sia per i trasferimenti, quindi tutte le intermediazioni, e sia per gestire proprio gli interessi dei calciatori, quindi abbiamo giocatori giovani, qualche giovane del Chelsea, qualche giovane dello Sheffield. E invece lui? Lui Ronaldinho, sempre. lo faccio vedere. Ronaldinho è un altro di cui guardavo le videocassette in TV. Ora è anche un cliente di Entourage per la parte marketing, perché facciamo diverse collaborazioni, diversi brand anche con Ronaldinho. Io ti seguo su Instagram. Ok. Mi ricordo hai fatto un post dove hai detto eravamo io Totti, adesso non mi ricordo chi c'è, come se fosse una cosa di tutti i giorni stare così con loro. No, esatto, ma il senso era quello, perché anche io, nonostante faccio questo lavoro e nonostante lavoro con questi personaggi, ogni tanto c'è un po' ancora di stupore, diciamo, in un momento che Materazzi, che è il nostro cliente, mi ha dato full access, diciamo, quindi mi ha portato negli spogliatoi e in un certo momento eravamo proprio al tavolino e c'erano Materazzi, Maicon e Totti io ho scattato la foto in quel momento, che è diversa la cosa, però ho scattato la foto in quel momento e ho detto sì, eravamo al bar, io, Materazzi, Totti e Maicon, e mi sembrava anche strano, mi sembrava strano. Sembrava di stare al bar a Jerzu con i tuoi amici storici. Esatto. No, Marco è io da juventino poi non dovremmo essere molto amici, ma in realtà è una persona splendida. Quando lo si conosce può essere molto amato per chi era interista e tifoso della nazionale, e odiato per chi era avversario, però in realtà è una persona splendida e andiamo molto d'accordo e ci sentiamo spesso perché, ripeto, anche con lui gli curiamo la parte marketing e social, e quindi c'è un rapporto costante. Ti avrà raccontato qualcosa sulla famosa testata alla finale dei mondiali? Allora, no, perché in realtà, nel senso, è stato un caso clamoroso che ancora oggi di cui tutti gli scrivono, però uno si pensa che lui possa avere quest'odio per magari Zidane, eccetera. In realtà lui ha anche la maglia di Zidane conservata in casa, eccetera, quindi sì, è un aneddoto che tutti gli ricordano, però no, quella è la parte più bella, diciamo, quando anche nel tragitto tipo dall'hotel a San Siro ti sembra quasi di catapultarti negli spogliatoi con loro, perché raccontano un po' tutti gli aneddoti e tutte le cose che non sempre vengono dette e scritte, quindi è molto interessante. Invece ti faccio vedere lui. Sì. Lui è un altro grandissimo. Lui è un altro, Francesco Totti. Lui invece è un cliente con cui lavoriamo spesso perché una parte, ecco, per non parlare solo di me, diciamo, una parte che è molto sconosciuta secondo me è la parte marketing del calcio, nel senso quanto impatto questi personaggi abbiano avuto al di fuori anche del rettangolo di gioco, e quindi tantissimi brand hanno spesso bisogno e vogliono dei personaggi così per accostare il loro prodotto, il loro servizio alle loro immagini. Quindi un personaggio come Francesco Totti è un giocatore che ancora oggi viene richiesto ovunque, in Indonesia, in Cina, in America, in Europa, ovunque appunto. Sì, questa è Marica, questi sono Marica e Romeo.
A febbraio, il 17 febbraio quest'anno appunto è nato il Romeo e quindi mi ha stravolto naturalmente la vita, come è normale che sia. Marica, nel senso, noi siamo partiti insieme da Jersu, da Serena, perché studiava nello stesso liceo con me. Ti ha seguito? Sì, però è stata brava perché lei comunque mi ha seguito, però non mi ha solo seguito. Una volta arrivata a Londra comunque ha iniziato il suo percorso, è un ingegnere civile, sta aiutando a costruire le metro, le nuove metro di Londra, quindi è stata molto brava ed è stato importante per me avere al mio fianco comunque una persona che mi aiutasse, mi stimolasse. Probabilmente il tanto o poco che ho fatto io comunque probabilmente non sarebbe stato possibile senza, insomma.